Eccoli, oggi. Arriva. Se vai là Fabio non si può, signori, non si può signori, o tutti o nessuno, non mi dico carteo. Allora, Italia scusa la falsità, ma va rifatta. Ok, rifalla pure Marco. Fabio, mi fai il caffè? Mi piaceva. Non avrà senso, ma mi piace. Non ho bevuto, cioè, quindi mi piace naturalmente sta roba. Come lo vuoi Marco il caffè? Il tuo? No, il tuo, sì, lungo, corto. No, tu me lo fai, io più non. Dopo lamentatevi che magari la faccio... gente pensa, fa pensieri omofobi su, cioè nel senso che no. si ride e si scherza, ma insomma va altri. Cioè, dopo... Io sto attenti perché già ci ha preso il male, ci ha preso. Sì, ricordo che ho detto Michele una volta, a me mi pare tutti i dofrogi quelli là. Tutti ci del bagno. Io sono quella doccia però. Io e Giovanni. Provo a trovare Chicco d'Oro, caffè svizzero. Chicco d'Oro. È carino il rapido della vedi. Quella è proprio la forma di corriera di pulmin, vedi? Così lo volevo il muso del pulmin. Sì, noi volevamo prendersi avanti perché Marco andrebbe a piedi è segnato 53 minuti perché sarebbe alla fine del lago lì, vedi? Guarda, zoom, là. Si è perso la toppa locale. Fabio in mezzo alla toppa locale. Fabio, devi toglierti dalla toppa locale. Cos'hai? Senti sempre che se lamenta, porca miseria. Italia, noi andiamo, però c'è il rischio di prendersi una slavazzata. La trovo più che altro perché lo skate elettrico. Non dovrebbero esserci problemi con la pioggia, diciamo è pericolosissimo perché sgomma, perché è trazione di una sola ruota, no quello. Quindi puoi immaginare, si intorcola. No, troppo grande. Grazie al pensiero ragazzi. No, devo trovare un giorno una... Sì, no, un qualcosa per legare lo skate perché ho dello spazio nel track. Però... Bene Italia, prima di partire andiamo a vedere un attimo una cosetta là. Torrente Falcina. Allora, se non ci pinciano, perché io mi ricordo una volta c'ero stato e c'era un bel panoramation di qua, ok? Quindi eccoci qua, vedi? Siamo proprio nel ponte della morte. Ma guarda, vedi? E qua i sentieri che ti portano lungo questo coso che non mi ricordo, quello del cartello di prima, insomma. Ciao, vedi, ti fa venire voglia, è in pena. Ti fa venire voglia di prendere la canoa a 1000 ste robe, guarda che figata, guarda Fabio, la canoa, guarda. Noa. No, è bello. Andiamo verso i cadini del Brenton e le cascate della Soffia che sono dell'A. Vabbè Italia, dai, proviamo. Allora io ho messo lo skate in trazione posteriore e andiamo, anche perché qua c'è salita. Cazzo, si è spento già il telecomando. Dai, vai Nino, è andato in stand by. Poi stand by. Via. Rampega bene in salita, però guarda, cazzo figata. Eccolo qua. Aspetta che non mi stavo occupando. Area camper, sosta breve. Dentro di qua, sì, come faccio a entrare con pulming a fare ste curve qua? Mamma mia. Fabio! Dall'Italia da sperare non mi lincino qua, porca miseria, perché giustamente la strada è tra virgolette strettina ma ha doppio senso di circolazione. Ma speriamo bene Italia! Vabbè, approfitto delle discese per non accelerare e così risparmiare energia. Fabio si è dimenticato la mascherina, io per fortuna ce l'avevo in zaino, quindi lo sto aspettando. Cioè, più che altro per risparmiare batteria, no? Perché dovrei avere 20 km di autonomia, però l'ho messo in modalità turbo e ci sono salite insomma, hai capito? E quindi ci dà dentro di corrente, non lo so, adesso vediamo. Se dovessi rimanere a piedi tracciamo un attimo la distanza di quanto abbiamo fatto dall'inizio fino alla fine. Quant'è? 59 metri. È accesa la lucetta. Aspettiamo che passino come prima, c'era silenzio. Tanto guardiamo la cascatella. Che è bella, via. Ok, piano, che non sgommati, acceleriamo dolcemente perché appunto ha trazione su una sola ruota. Quindi eccola, buon fatto. Rimettiamo modalità tac normale. 94 metri, bene!
No dai, è corta, non si vede un cazzo, ma è corta. Ecco. Allora, poco da fare, lo adoro sto cazzo di longboard, è una roba incredibile, stupendo. Cazzo, farai 30 euro sicuro? 35. No, pensavo ci fosse la Pula che ha fatto i fari. Wow, c'è. Che freschetto! No scommarti, sta ok. Vabbè, qua è anche asciutta. Macchina sta, vabbè, io sto nel mio. Potevamo portare un qualcosa di catarifrangente, non imparare mai dalle puntine, non imparare mai. Siamo arrivati in Italia. Allora vedi, lungo 4 hai degli spiazzi, vedi che si è messo anche quel camper lì, no? Come avevi già visto dai vecchi video, noi eravamo andati una volta nel parcheggio sotto, ok, vedi lì dove c'è la seca. Mi sembra di vedere delle auto, quindi forse è possibile anche accederci. Adesso io volevo vedere con lo skate appunto se avevamo il punto. Aspetta che chiediamo a questo indigeno locale. Io non sono esce queste parti, vengo da paesi dell'est, non conosco. Non capisci? Ho capito. Non parlare italiano poco. Ho capito. Comunque vedi, il parcheggi ce l'hai anche qua e adesso vediamo appunto il vecchio parcheggio dove andava Singano giù, dove ho lasciato i semiassi l'altra volta. Mi sembra di vedere un po' tutto strano, poi adesso vediamo. Se no, beh, guarda, tanti hanno appunto parcheggiato anche qua, quindi voglio dire, se non devi dormire, perché sei proprio in parte alla strada, ti metti lì. Diciamo che qui ai Cadini del Brenton ci sono venuto tantissime volte, non ho mai visto tutte queste auto, quindi è un po', diciamo, la reazione, no, di respiro, di boccheggiamento post isolamento coronavirus, hai capito? Perché altrimenti veramente, normalmente sono arrivato in primavera, estate, in tutti i periodi, col cavolo che trovi tutte ste macchine qua, assolutamente. Comunque guarda, i Cadini del Brenton sono dentro di là e dopo andiamo a visitarli. Mentre di qua abbiamo la cascata della Soffia. Vedi dove sono quelle macchine? Lì andavo io, adesso vediamo. Guarda che bella trasparente che era quell'acqua. Vedi qua andavo io. No camping, area privata, chiusura ore 20, questa novità. Sì, qua dove ho lasciato i semiassi, probabilmente lì una volta c'erano dei massoni, qualcosa. Con lo slancio è anche fattibile? Penso no. Sì, è che chiudono appunto alle 8 adesso. Quindi niente, hai visto, soluzione è andare a dormire dove siamo noi. Se non hai biciclette, parcheggiare appunto nei pressi, che ci sono delle, come si chiamano? Degli spiazzetti per mettersi, perché scendere qua. Sei il fratello di quello di prima visto io là. No, secondo me hanno cementato, guarda, vedi? Non c'è più il problema che c'era una volta, quindi pian piano ci si entra. Il problema resta che, esatto, chiudono alle 8, proprietà privata. Però la mattina riaprono, c'è bisogno che resti qua. Ah, tra parentesi, molti avevano chiesto anche nel gruppo quel cartello lì, altezza 2,50 m, che viene segnalato un bel po' prima. Non c'entra nulla, quello è un percorso che avevamo fatto con la Valeria per provarlo, che vai, diciamo, su nei monti. Non c'entra nulla né con i Cadini del Brenton né con la cascata, che sono proprio qui dove sono io ora in questo momento. Quindi vai tranquillo, con camper alti fino a 3,70 m. Le riprese di oggi che vedrai con la ProPro sono girate da Fabio. Da moi. Che vedrai con la ProPro sono girate da Fabio. Da moi. No, all'interno che sia da ripuntinarti, oddio, non lo so, perché avevo già fatto la puntina. Beh, forse i Cadini, no, anche dei Cadini al Brenton, sì, che ti spiegavo che all'inizio c'è il cazzo, quando respiro con la mascherina mi va in gola. C'è il giardino botanico, hai capito? Comunque sono un 400 metri di camminata circa. Che forte, vedi, ha messo la tendina. Cos'è, per la ganza? Cos'è che mi ha messo? Mi ha messo anche la flebo sopra, cos'è sta roba? Sono curioso. La.
No. Sì, abbiamo detto si raggiungerà anche Andrea T4. Andrea T4 e gli proponiamo un bel risotto coi funghi. Non è che No, mi sto aspettiamo Andrea. pisciando addosso, sto delirando ragazzi, veramente. No, vado di qua. Non ce la faccio più. È di qua, esatto. Ma sì, dai, cazzo, madonna. Dimmi se arriva qualcuno. Siamo tornati indietro, stiamo aspettando Andrea. Ah, eccolo là Marco. È andato a cercare un posto dove prendere il telefono. Cazzo, quanta gente che c'è oggi ragazzi, non è mai successo veramente. No, non sto scherzando, te l'ho detto anche prima. Ah, Ma secondo me sai che lui non viene a incasinarsi se non ci vede qua. boh, quindi Andrea del T4, sai che se non ci siamo cattati noi ti abbiamo aspettato, solo non prendevano i telefoni. Gli era un top al locale e andava via. Ma il bagno mi sa di no. Hai visto che è vietato il figlio? Sì, hai vietato il mio cazzo, non capisco. Parlate bene che siete in diretta, No, scusa, è vietato anche respirare, fra un po' uno farà quel cavolo che vuole. Il conto è vietare una cosa che mette a repentaglio la vita degli altri, ok? Ma fare una qualsiasi cosa che mette a repentaglio la tua proprio. Se ci va uno ce ne vanno 10. È il concetto delle mascherine e della chiusura che hanno fatto. Non si poteva andare dietro a camminare perché se va uno deve andare anche 10, 100.000 e quindi non siamo più. No, c'è sempre stato l'idea di fare il bagno qua, Sì, non è no, che ma il c'è il concetto è divieto. quello che se uno fa il bagno non è un problema. Uno fa uno, gli altri 10 vedono, fanno 10 bagni, gli altri 10 vedono, fanno Perché 10. no? Perché non possono farlo? Fa onda. Eh? Fa onda. Bara. Onda. Ma sì, sono venuto a ammazzarlo di volte, non c'è a 400 metri perché ci deve essere una cacca, difatti è lì la cacca, vedi? Difatti c'è sempre quello stereotipo, no? Che le mosche adorano la cacca, in effetti sono tutte dalla cacca, incredibile. Ma no, come un brandino comodo. Ma no, sei qua in compagnia, guarda che posti che te portiamo, guarda. Ma no, guarda che roba. Ma guarda, che natura incontrata, cioè, apprezza. Sì, guarda, tutti sti pieroni qua, questi, aspetta a me non respiro più con mascherina. Sì, ti toglie il respiro, che ti prendi solo la tua anidride carbonica. E tutti sti pieroni qua che fanno arredamento, no? Beh, il cancelletto, devo scrivere a chi mi ha progettato il giardino che il cancelletto allora non ci sta. Il fufo idratato, ciao fufo idratato. Aspetta, no, va bene l'età, però io non mi ricordo di aver fatto tutta quella strada là. Adesso vediamo, a parte che non fumo neanche qui, quindi insomma, energia, potenza. Eccomi qua. Quando avevo fatto il buco col CP, era inverno, c'era anche un po' di neve. Praticamente sti cadini del Brenton o cattini con la T da decidere un po' in base a come li si vuole pronunciare, sono delle piscinette naturali collegate da queste cascatelle. Vedi, infatti noi ci stiamo un attimo passando, aspetta, passa gente. Come in foto. Esatto, come in illustration, vedi? E poi ti continuano qua. Non mi ricordo quante erano. La GoPro è caduta. Cascata! Praticamente questi cadini del Brenton con la T da decidere un po' in base a come li si vuole pronunciare, sono delle piscinette naturali collegate da queste cascatelle. Vedi, così ci stiamo un attimo passando, Come in foto. questa era comoda come piscinetta. Sì. Voglia che voglio fumare! Vuoi sederti su questa? Come Andrea, la cosa. Proviamo a sentire, perché pulita è pulita. No, è ghiacciatissima. Sì, no, è altro che Ezio, qua ti resta secco anche Ezio. È proprio fredda. E giustamente perché è acqua corrente. Però che bello. Molto bello. Molto bello.